Sono Igor Gelardi, il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile a Palermo. Sono al cimitero dei Rotoli che è finito al centro della vergogna nazionale per avere circa 700 bare che non hanno ancora trovato posto se non quello di alcuni depositi, tensiostrutture ed altro che adesso vi farò vedere. Una vergogna. Questa è una delle tensiostrutture che ci sono all'interno del cimitero, una delle tensiostrutture, perché ne hanno aggiunta un'altra nuova che vi farò vedere, e inoltre i depositi delle salme sono ovunque. Sono circa 700 salme. In questo momento non ci sono tempi certi né per il forno crematorio vecchio né per il forno crematorio nuovo né per il cimitero nuovo. Diciamo che siamo in un'emergenza che è destinata a peggiorare. Ci sono anche tante bare per terra, nonostante il sindaco Orlando avesse promesso che non ce ne sarebbero state più. Sono 700 salme destinate ad aumentare perché ormai tutti i posti disponibili sono esauriti. Sono destinate ad aumentare di circa 300 ogni mese, quindi ecco per quale motivo vi dico anche, purtroppo l'odore, ci sono anche liquami, è vergognoso che ci siano bare per terra. Ecco perché la seconda tensiostruttura montata proprio ieri, vuota, in questo momento vuota, ma nel giro di un mese sarà completamente piena. Questa è la Palermo del sindaco Orlando. Ai noi questo è un altro deposito, quello classico vero e proprio, anche questo strapieno di bare, molte delle quali per terra.